A Catania 32enne uccisa a coltellate nella sua abitazione, fermato il figlio quindicenne, lotta ai furti d'arte e agli scavi clandestini, recuperate opere. Villa del Sole, manutenzione e riqualifica dell'ex collegio dei Filippini ad Agrigento. La Regione è pronta al concorso bis per laureati da assumere nei centri per l'impiego. Estate sicura, campagna di informazione della polizia, 100 bambini al Gres diocesano organizzato dal comune di Realmonte. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La regione siciliana premia borghi e comuni bandiere blu con 1,2 milioni di euro. Le risorse sono destinate all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e di promozione territoriale e turistica. Arturo Cantella. In arrivo dalla Regione 1,2 milioni di euro per i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di bandiera blu, bandiera verde, bandiera lilla, Borgo dei Borghi e Borgo più bello d'Italia. A prevederlo è stato un decreto dell'assessore alle autonomie locali, l'agrigentino Marco Zambuto, di concerto con l'assessore all'economia Gaetano Armao. Le risorse, così come previsto da un'apposita norma inserita nella legge di stabilità regionale, sono destinate all'attivazione e al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e di promozione territoriale e turistica. L'istruttoria del provvedimento è stata curata dal Dipartimento regionale delle autonomie locali, diretto da Margherita Rizza. In particolare ai 10 comuni che nel 2021 hanno conseguito il riconoscimento internazionale di bandiera blu da parte della Fondazione per l'Educazione Ambientale, cosiddetto FEA Italia, sono assegnati 350.000 euro e si tratta in particolare nella nostra provincia di Agrigento di Menfi, Aliterme, Lipari, Roccalumera, Santa Teresa di Riva e Tusa in provincia di Messina, Ispica, Pozzallo, Modica e Ragusa nel Ragusano. Sono oltre 13 comuni destinatari lo scorso anno della bandiera verde da parte dei pediatri italiani. Vanno 100.000 euro e sono Catania, Giardini Naxos in provincia di Messina, Balestrate, Cefalù, Palermo nel Palermitano, Santa Croce Camerina, Ciclo e Vittoria in provincia di Ragusa, nel Siracusano, Campobello di Mazzara, Marsala, Mazzara del Vallo, San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. 5 comuni che hanno ottenuto la bandiera lilla da parte dell'omonima cooperativa sociale per i disabili e sono stati assegnati 50.000 euro e sono Furcisicolo, Nizza di Sicilia, Savoca nel Messinese, Avola in provincia di Siracusa, San Vito Lo Capo nel Trapanese. Poi sono 23 i comuni destinati negli anni scorsi al riconoscimento di Borgo più bello d'Italia e ottengono ben 500.000 euro. Nella nostra provincia il riconoscimento è andato a Sambuca di Sicilia, in provincia di Caltanissetta e Sutera, Militello in Val di Catania, Castiglione di Sicilia in provincia di Catania. Infine 4 comuni sono stati aggiudicati il titolo di Borgo dei Borghi, Ganci, Montalbano e Licona, e nella provincia di Agrigento Sambuca di Sicilia e Petrallia Soprana. Loro avranno 50.000 euro ciascuno per un totale di 200.000 euro. Scavi clandestini e furti di opere d'arte, recuperati beni per 1,2 milioni di euro. Il bilancio dei militari del nucleo Carabinieri tutela patrimonio culturale. Il nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri del nucleo della tutela del patrimonio culturale di Palermo tracciano un consuntivo sull'attività operativa nell'anno precedente, il 2021. La ricerca archeologica clandestina rappresenta la più grave forma di aggressione al patrimonio culturale siciliano. Nel 2021 l'attività del nucleo tutela patrimonio culturale ha portato al sequestro di ben 11.516 importanti reperti archeologici e 10 reperti paleontologici illecitamente trafugati. Per quanto concerne i furti e beni culturali sull'intero territorio siciliano, si registra un lieve decremento del numero dei reati, 20 nel 2021 a fronte dei 23 dell'anno precedente. Gli obiettivi più colpiti sono stati i luoghi privati e quelli di culto in particolare. Inoltre, nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno della falsificazione delle opere d'arte, nel corso dei controlli sui siti web dedicati all'e-commerce sono state sequestrate ben 14 opere contraffatte
La strategia di intervento del nucleo dei carabinieri si è articolato lungo due direttrici fondamentali: l'attività di prevenzione rappresentata dalle molteplici attività ispettive e l'azione di contrasto sviluppata attraverso le indagini di polizia giudiziaria. Nell'anno 2021 l'attività di prevenzione ha certificato l'esecuzione di 276 controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi della cultura, come i musei, gli archivi, le biblioteche, le aree archeologiche e quelle tutelate da vincoli paesaggistici. Le verifiche dei carabinieri hanno riguardato gli esercizi commerciali del settore, con numerosi controlli amministrativi, in particolare presso i mercatini, le fiere e gli antiquari, che rivestono un ruolo fondamentale per contrastare la ricettazione dei beni rubati. I dati acquisiti vengono successivamente incrociati con quelli presentati nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la più grande banca dati di opere d'arte rubate al mondo. Altrettanto incisiva è stata quindi l'azione di contrasto svolta attraverso indagini di polizia giudiziaria di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, finalizzate al recupero dei beni culturali trafugati, all'individuazione dei sodalizi criminali operanti nel settore. Nel 2021 sono state inoltre deferite in stato di libertà 73 persone per diversi reati, prevalentemente furto e ricettazione, e sono stati sequestrati beni culturali illecitamente sottratti per oltre 1.200.000 euro. I beni recuperati sono stati riconsegnati ai musei, alle chiese e alla regione per garantirne la pubblica fruizione. Fermato per omicidio il figlio quindicenne di Valentina Giunta, la 32enne uccisa con un'arma da taglio nella sua abitazione a Catania. A eseguire il provvedimento sono stati i poliziotti della squadra mobile Etnea coordinata dalla Procura per i minorenni. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra mamma e figlio, i cui rapporti erano particolarmente conflittuali da tempo. Il corpo di Valentina Giunta è stato trovato dalla polizia nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino, nello storico rione di San Cristoforo. Agenti delle volanti erano intervenuti dopo la segnalazione da parte di un familiare della vittima che ha detto di temere che la donna potesse essere in pericolo. Sul posto è intervenuto personale medico del 118, ma Valentina Giunta, madre di 2 figli maschi minorenni, è deceduta poco dopo. La squadra mobile della questura, che ha indagato, ha puntato subito su una pista interna alla famiglia e sono stati eseguiti accertamenti sul compagno della vittima. Negli ultimi anni era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna il marito, che poi aveva ritirato la querela, ma l'uomo è detenuto per furti di automobili da tempo in un carcere della Sicilia. Le indagini si sono spostate su altri possibili sospettati, compreso il figlio quindicenne della vittima, che secondo quanto si è appreso aveva da tempo dei contrasti con la madre che sarebbero sfociati nell'ennesima lite. Sospetti che col passare delle ore hanno trovato sempre più consistenza. Così è stato disposto il fermo del quindicenne, eseguito dalla squadra mobile. Il Comune di Agrigento ha consegnato i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione strutturale del Palazzo Filippini. Le opere sono finanziate con fondi europei per 1,5 milioni di euro. Vediamo. Buone notizie per l'ex collegio dei Padri Filippini, consegnati i lavori di adeguamento, manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei servizi di fruizione innovativa e gli arredi. I lavori sono stati finanziati nell'ambito del POFESR 2014-2020 Regione Sicilia, nell'ambito della SUS di Agrigento per complessivi euro 1.400.000, provvedendo l'adeguamento e un'ampia riqualificazione dell'ex collegio, la realizzazione di una nuova proposta di fruizione museale con allestimenti multimediali, un'aula didattica e un terrazzo a cielo aperto. Il completamento è previsto per il dicembre del 2023. I lavori consistono nella rimozione di parti ammalorate, interventi di mitigazione delle infiltrazioni di umidità superficiale delle pareti, la manutenzione degli infissi, la pittura delle parti decorative e la sua pulitura, il restauro e la protezione. Stiamo vivendo un momento storico per la nostra città.
Abbiamo raggiunto il risultato di redigere il progetto esecutivo e affidare i lavori in poco tempo. Oggi siamo nelle condizioni di iniziare. Abbiamo finalmente messo in moto l'agenda urbana, merito dell'Ufficio Speciale di Progettazione della Regione Siciliana, che ha redatto il progetto, e della caparbietà dell'assessore Gerlando Principato, che ringrazio. Questo quanto affermato dal sindaco della città di Agrigento, dottor Franco Miccichè. E sul tema del collegio dei Filippini interviene oggi l'ex sindaco della città, onorevole Lillo Firetto, che afferma come sarebbe pronto a partire finalmente dopo 2 anni il cantiere al collegio dei Filippini per gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento e per l'allestimento di una sala multimediale che dovrebbe precedere la realizzazione del museo della città, un progetto ideato come tassello di un mosaico di interventi di riqualificazione e di connessione tra la Valle dei Templi e la città stessa, un museo della città ideato con una visione complessiva di riqualificazione che abbiamo immaginato di poter realizzare col contributo attivo della Regione e prevedendone copertura finanziaria all'interno della stessa agenda urbana, con il felice coinvolgimento del FAI. Mi auguro, conclude l'ex sindaco Lillo Firetto, che sia rispettato fino in fondo questo intendimento. Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico che dà il via alla realizzazione di una scuola materna all'interno della Villa del Sole con annesso polo dell'infanzia, una delle giornate più intense e gratificanti da quando mi sono insediato nel ruolo di assessore, commenta Giovanni Vaccaro, che spiega. Il progetto definitivo impegna risorse finanziarie importanti, circa 2 milioni di euro. La parte più consistente del progetto sono le risorse di agenda urbana che si sono sbloccate dopo l'approvazione dell'assessorato regionale, fondi che serviranno per la realizzazione di una scuola materna che rispetti tutte le norme di sicurezza. Inoltre avremo a disposizione ulteriori 600.000 euro che serviranno per il recupero dell'area verde della villa. Rischia di esplodere nel caos la scena politica marsalese e non solo. A balzare alla cronaca come fulmine a ciel sereno, si direbbe. È una vicenda giudiziaria che vede coinvolti esponenti politici di tutta Italia e fatalità della nostra Alcamo. Nei giorni scorsi un avviso di garanzia per voto di scambio ha raggiunto il consigliere comunale Michele Accardi ed il suo coordinatore locale del Movimento Via, Ignazio Chiannetta. Quest'ultimo sarebbe il condizionale ed obbligo, coinvolto anche per vicende che riguardano la formazione, sempre per promesse relativamente alle recenti elezioni comunali, in particolare quelle di Petrosino, e coinvolta la prima dei non eletti della lista Libertà per Petrosino, Sara Accardi. Avviso di garanzia avrebbe raggiunto con il medesimo sospetto di voto di scambio persino il leader provinciale del Movimento Via, l'ex senatore alcamese Nino Papania, deus ex machina delle ultime tornate elettorali. L'indagine, che da quanto si apprende sarebbe ancora in corso di prosecuzione condotta dalle Fiamme Gialle. Durante le indagini ci sarebbero state delle perquisizioni domiciliari con relativi sequestri di atti e documentazioni. Quest'ultimo step dell'indagine, che non si sa quanto sia collegato a quello del voto di scambio, riguarderebbe proprio il mega calderone della formazione. A finire dentro la vicenda con tutte le scarpe, altresì, funzionari che lavorano nel suddetto mondo della formazione, in altri comuni però, tra i quali Mazzara del Vallo e Castelvetrano. Sarebbero questi, apprendendoli da fonti online, gli ulteriori nomi degli indagati: Angelo Rocca di Alcamo, Manfredi Vitello di Cinisi e vicepresidente e direttore generale del CESIFOP, Rosa Maria Casano, madre di Chiannetta, Marsala, Pietro Gatto di Palermo, Salvatore Montemario, Valderice, Caloggerino Forniciale di Montevago. Gli stessi indagati, assistiti dagli avvocati Vito Di Graziano e Francesca Frusteri e Ivan Gerardi, sanno ben poco su quanto gli viene addebitato nelle indagini che sta appunto portando avanti la Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi ci sarebbero state però diverse perquisizioni tra Marsala, Alcamo e Petrosino, il triangolo, dove è attualmente in corso l'indagine.
Lo scorso 11 luglio Mariamico, a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini di Joppolo, ha effettuato un prelievo di acqua superficiale del terreno a valle dell'impianto di compostaggio presente nel territorio di Joppolo Giancazio. Effettuato il prelievo, abbiamo portato i campioni presso il laboratorio d'analisi di Agrigento, afferma Mariamico. Queste analisi ci sono state consegnate poche ore prima dal Consiglio Comunale di Joppolo, indetto dal suo presidente, per il 26 luglio 2022. Dalle analisi che abbiamo consegnato al sindaco di Joppolo si evince un grave quadro di inquinamento delle acque superficiali e del terreno, scrive Mariamico. Tali prelievi sono stati effettuati in una zona vicina a un torrente che termina la sua corsa nel fiume Acragas e quindi nel mare di San Leone, dove tempo fa abbiamo registrato una strana moria di pesci e di uccelli. Abbiamo trasmesso questi dati al NOE dei Carabinieri e all'ARPA per i necessari accertamenti finalizzati alla chiusura di questo pericoloso impianto e alla bonifica dei luoghi, conclude Mariamico Agrigento. Rendere il mondo libero dalla plastica, la mission dell'associazione di volontariato Plastic Free, nata nel luglio del 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nata come realtà digitale, negli anni ha raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, è divenuta la più importante e concreta associazione in questa tematica. Il problema sostanzialmente della plastica è che è un materiale che si decompone dai 100 ai 1000 anni, non è soltanto un problema di decomposizione, ma il fatto che si va sempre di più trasformando e rimpincelendo fino a diventare micro e nanoplastica, che è quello che comporta il fatto di essere ingerito da animali e soprattutto esseri umani. Quindi il problema delle microplastiche è un problema che avremo sempre di più, perché passando il tempo la plastica, che purtroppo è dispersa in questo momento nei mari e nei parchi, verrà sempre di più, sminuzzata. Settimanalmente noi ingeriamo indirettamente 5 grammi di plastica a settimana, e questo è un dato veramente allarmante, perché ci fa capire che la plastica è entrata all'interno del sistema ambientale, nel sistema vita, in tutti i sensi. In che modo voi fate conoscere la vostra mission? Noi effettuiamo due principali attività, le attività di raccolta lungo le spiagge o nelle zone demaniali di parchi e foreste, e attraverso il progetto scuole. Nasciamo principalmente con le azioni di raccolta, quindi di riqualificazione di aree appunto demaniali, soprattutto quelle costiere qua a Palermo, e che ci ha permesso ovviamente di raggiungere numeri elevati come il record di 780 volontari in un'unica raccolta. Chi volesse partecipare? Può benissimo iscriversi attraverso la sezione dedicata agli eventi in programma all'interno del sito di Plastic Free Onlus, si trova molto facilmente, che permette ovviamente di partecipare gratuitamente alle raccolte. Non chiediamo alcuna associazione, chi si volesse associare lo può fare liberamente, però ognuno è libero di venire quando meglio si sente. I prossimi appuntamenti? In programma già ci sono il 17 settembre, che è anche il World Cleaning Day, e il 2 ottobre, che sarà la nostra data nazionale, cioè una data in cui annualmente noi organizziamo in tutta Italia più eventi possibili. L'ultima data nazionale è stata ad aprile, sono stati organizzati in contemporanea circa 340 eventi in un solo giorno. Lampedusa, gli sbarchi non si fermano e l'hotspot è al collasso. I trasferimenti non reggono il ritmo degli sbarchi a Lampedusa. Arturo Cantella. Raffica di sbarchi a Lampedusa, dove dall'alba si registra l'arrivo di ben 18 barconi, 5 gli ultimi soccorsi in ordine di tempo effettuati dalla Guardia Costiera con le motovedette CP310 e G216 che hanno portato in salvo circa 170 persone. Complessivamente sono 622 i migranti sbarcati a Lampedusa. All'hotspot, nonostante la raffica di trasferimenti, 900 persone nelle ultime ore, si è tornati ancora una volta ad oltre 1900 ospiti a fronte dei 350 posti disponibili. A 31 miglia dall'isola la Guardia Costiera ha bloccato 80 migranti, fra cui 6 donne e un minore, sedicenti somali, sudanesi, egiziani, bengalesi, ghanesi e siriani. Rientrando a 12 miglia sono stati agganciati 15 tunisini, tra cui 2 donne e 2 minori. A poco meno di un miglio
motovedetta G216 ha intercettato inoltre un natante di 8 metri con 24 bengalesi, sudanesi e libici ed eritrei. A 7 miglia dalla costa alla deriva invece è stato soccorso un barcone con 39 migranti, fra cui 18 donne e 2 minori. Intanto sono quasi 1000 i migranti salvati dalla ONG che si trovano sulle imbarcazioni che dovranno essere portati sulla terraferma. La Neo Geo Barents nella notte ha soccorso 13 e 76 persone che erano su imbarcazioni alla deriva in zona di ricerca e soccorso maltese. Sulla nave ci sono inoltre 141 persone, tra cui una bambina di 2 anni. Sono invece 439 i migranti salvati che sono sulla Sea Watch 3, mentre altri 387 si trovano sulla Ocean Viking. Il Ministero dell'Interno tenta di svuotare l'hotspot di Lampedusa, ma continuano incessanti gli sbarchi. Dopo il primo all'alba ne sono arrivati altre 240. 600 persone, ospiti del centro accoglienza, sono state fatte salire sulla nave Diciotti della Guardia Costiera con destinazione Porto Empedocle. Per oggi la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Ministero, ha trasferito oltre 300 persone, 150 saranno imbarcate sul traghetto di linea Sansovino e altrettante verranno portate sulla nave militare Foscari. Intanto, senza indagati e ipotesi di reato, da un paio di mesi, ancor prima dell'ispezione di giugno scorso del Viminale, la Procura di Agrigento, con a capo il facente funzioni, dottor Salvatore Vella, ha concentrato, aprendo un fascicolo 45, l'attenzione sull'hotspot di Lampedusa e sulla gestione da parte della cooperativa Badia Grande. Il modello 45 raccoglie atti che necessitano di accertamenti preliminari che nel caso del centro di accoglienza di Lampedusa sono ancora in corso e in fase di approfondimento. Soltanto se verranno ravvisati illeciti, il PM procede l'anno a iscrivere gli indagati nel registro per ipotesi determinate. Estate sicura, al via la campagna di informazione della Polizia di Stato. Vediamo. La Polizia di Stato lancia la campagna di informazione sull'estate sicura. L'estate richiama il desiderio di viaggiare e sono tanti gli italiani che in questo periodo lasciano le proprie case per dirigersi verso altre mete turistiche. La Polizia di Stato durante il periodo estivo è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini non solo attraverso il costante monitoraggio del territorio, ma anche con l'intensificazione di servizi di prevenzione dei reati predatori. Occorre anche da parte del cittadino adottare alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire possibili intrusioni. I consigli che danno gli agenti della Polizia di Stato, tra i tanti, sono quelli di assicurarsi prima di lasciare l'abitazione che gli infissi siano ben chiusi, la porta d'ingresso chiusa con tutte le mandate, evitare di far sapere che si sta partendo a pubblicare sui social network foto, storie e commenti, programmi di viaggio, le mete, le date di rientro e ogni altra notizia che possa fornire eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa. Avvisare quindi della partenza i vicini di casa affinché facciano attenzione a rumori, sospetti, eventuali persone sconosciute che si aggirano nella zona. Tra i tanti consigli anche quello di considerare l'installazione di porte blindate e sistemi di videosorveglianza. Si raccomanda infine al rientro delle vacanze di non entrare in casa, chiamare immediatamente il 112 nel caso in cui si dovesse trovare la porta aperta socchiusa ovvero chiusa dall'interno. L'ingresso istintivo nell'abitazione potrebbe causare una reazione violenta del ladro che si trovasse all'interno. Nel caso in cui invece, rientrando a casa, il cittadino dovesse trovare la casa a suo quadro, si consiglia, per garantire un buon esito delle indagini, di non toccare nulla, contattare la polizia al fine di non commettere eventuali fonti di prova. È arrivato finalmente il momento delle vacanze estive, ma non si può partire senza i consigli della Polizia di Stato. Chiudere bene casa, gli infissi interni ed esterni e la porta d'ingresso dando tutte le mandate. Se è presente, attiviamo il sistema di allarme. Oggi la tecnologia mette a disposizione a costi contenuti delle telecamere che ci avvisano in tempo reale se dentro casa si muove qualcuno. Meglio avvisare della nostra assenza un vicino di casa, al quale chiedere anche di ritirare la posta in modo da non dare l'impressione che dentro casa non ci sia nessuno. Arrivati sul luogo di villeggiatura, meglio resistere alla tentazione di scrivere sui social network dove siamo, perché renderemo noto a tutti il fatto che siamo lontani da casa per molto tempo.
Se tornando a casa trovate la porta socchiusa e avete il sospetto che all'interno ci possa essere qualcuno, meglio non entrare, ma chiamare il numero di emergenza 112 e attendere l'arrivo della volante. Buone vacanze dalla Polizia di Stato. Il concorso per assegnare i posti riservati ai laureati nei centri per l'impiego sarà replicato. La Giunta regionale è pronta a varare un bando bis per coprire 270 posti su 537 vacanti dopo la bocciatura o la rinuncia della maggior parte dei concorrenti. L'ipotesi di scorrere la graduatoria assegnando i 270 posti vacanti ai primi degli esclusi sarebbe tramontata perché il Formez, che ha curato le selezioni, non sarebbe in grado di indicare adesso un punteggio preciso per tutti coloro che non hanno superato le prove scritte. Dunque per il governo non vi sarebbe altra scelta che il bando bis, probabilmente da riscrivere per rendere meno selettivi i requisiti necessari per partecipare. Ad esempio, nel primo testo molte lauree sono state escluse. Un'esperienza diversa, un'esperienza diciamo nuova, ma siamo sempre qui pronti per tutelare e difendere i diritti della nostra città. Faremo opposizione, ma un'opposizione costruttiva, non un'opposizione, potrebbe essere una frase retorica preconcetta. Se vediamo degli atti come è stato in passato, che riteniamo giusti per la città, vedo la Messina Social City e Arismè, che il mio gruppo politico di allora, ora Messina, ha votato. Se sono atti importanti che riteniamo utili, li voteremo e li valuteremo con attenzione. Già emerse alcune difficoltà, ieri in aula una richiesta che riguarda i fondi per la scuola di Mili, sono state tolte queste risorse mentre il precedente Consiglio Comunale le aveva stanziate. Cosa è accaduto? Sì, in pratica il 20 aprile, lo scorso Consiglio Comunale, il Dipartimento ha presentato un emendamento su richiesta di alcuni consiglieri per stanziare dei fondi per la ristrutturazione della scuola di Mili, sottraendo al cimitero di Pezzolo. Fatto sta che ieri il sindaco Basile ha dichiarato che il progetto non era presente e quindi questi fondi sono stati stornati e stanziati per il 2023 e il 2024, al che ho preso la parola e ho chiesto al Presidente del Consiglio di chiamare in aula il dirigente Amato per capire come mai il 20 aprile il progetto era disponibile e adesso non c'è più, al che mi è stato negato di fare intervenire il dirigente Amato e io e il mio gruppo stamattina stiamo depositando un'interrogazione per capire se questo progetto è in essere o meno. Quindi già la prima criticità, abbiamo sottratto ai bimbi di Mili la possibilità di rientrare a scuola nel proprio villaggio. Possibilità di dialogo c'è con la maggioranza, visto che è una maggioranza schiacciante e voi siete davvero risicati nei numeri? Diciamo che noi siamo pronti a dialogare, bisogna capire se loro vogliono dialogare, ma già dalle prime scelte vediamo come anche il fatto di non andare alla minoranza, una questione anche di forma, la vicepresidenza, quindi sta sotto gli occhi di tutti che non vogliono completamente dialogare. Spero che ci sia un dibattito in aula su questo piano di riequilibrio, apriremo quindi una finestra su questo e se si fosse votata quella delibera non ci sarebbe stata la necessità che venisse riformulato di nuovo un altro parere alla COSFEL, cioè alla sottocommissione del Ministero dell'Interno, ma da lì a breve si sarebbe pronunciata finalmente la Corte dei Conti che avrebbe detto chi ha ragione e chi ha torto, che avrebbe detto se il Salva Messina del 2018 era un piano valido, diciamo così come rimodulato in extremis con delibera di giunta del 2 febbraio mi pare, ma non mai arrivata in Consiglio. Ci sono polemiche come al solito. Il sindaco Basile abbia detto che ci sono responsabilità del Consiglio Comunale che non ha votato questo piano, c'era un sindaco dimissionario, una giunta dimissionaria, se vi ricordate l'ex sindaco che aveva detto ai suoi consiglieri di riferimento di firmare tutte le proposte di delibere che non potevano più arrivare in aula perché gli assessori si erano dimessi, tranne quella sulla rimodulazione del piano di riequilibrio, quindi l'imprimatur politico era molto molto chiaro, che era quello di non far votare in aula. Adesso magari le responsabilità
si addossano ad altri, però basta leggere un po' la cronistoria degli ultimi mesi. Ho chiesto e abbiamo chiesto che il sindaco si pronunci in aula, però qui i tempi da questa nuova amministrazione sono dettati da questa nuova amministrazione sono particolari. Ho scoperto ieri che già domani si voterà la rimodulazione del piano. Che voi non avete ancora comunque tra le mani? Noi non abbiamo tra le mani. Io poco prima di venire qui, di essere intervistata da lei, sono andata nella stanza per chiedere una copia di questo piano, perché ho saputo ieri che c'è una commissione speciale domani pomeriggio e sempre domani pomeriggio la discussione del piano in aula. C'è una certa premura adesso? C'è la premura perché sulla base della PEC mandata ai sensi del decreto mille proroghe dall'ex commissario Santoro l'1 marzo, il termine per la scadenza della rimodulazione del piano è 29 luglio, quindi obiettivamente la premura c'è. Abbiamo però anche chiesto dopo il 14 luglio che il sindaco raccontasse in aula e che relazionasse all'aula cosa si era detto alla Corte dei Conti, perché non ci sono battibecchi sui social con Armao, cioè col vicepresidente della regione, non ci sono dirette Facebook, l'Agorà, il posto del dibattito e il Consiglio Comunale. Quindi noi l'abbiamo chiesto il 14 di luglio, ma oggi è 26 di luglio, ancora non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Quindi noi lo vogliamo il dibattito, il Partito Democratico lo vuole e vuole contribuire al benessere della città, però vogliamo essere messi nelle condizioni di svolgere il nostro ruolo. Adesso c'è la pubblicità e tra poco vi aspetto. Spiaggia delle Pergole, interviste a bagnanti e turisti. Un paradiso, vediamo. La spiaggia è incantevole, io infatti vengo spesso qui anche se non sono delle zone, ma è meravigliosa, sempre molto pulita ed è uno spettacolo, bellissima. I servizi sono pure ottimi, devo dire che non manca nulla. Spettacolo, una spiaggia stupenda, infatti vengo sempre qua alle Pergole, l'adoro tantissimo, un paradiso. Sempre pulita, i servizi pure buoni, insomma. È migliorata di tanto ultimamente la spiaggia, ci sono più servizi, il mare è sempre bello, a parte qualche giornata in particolare, però generalmente è sempre una spiaggia bella da frequentare. Vengo qui da molti anni, una delle mie spiagge preferite. Sicuramente il fatto che ci siano dei nuovi locali aumenterà il flusso di turisti, purché si comportino come abbiamo sempre fatto noi, cioè rispettando l'ambiente. Bellissimo, è un posto molto pulito, l'ambiente è molto selvaggio. È una spiaggia che frequento da tempo, per cui mi è sempre piaciuta, una delle più belle che per me ci sono in provincia. Migliora per i servizi, ma io la preferisco più selvaggia. La conosciamo da tempo, è abbastanza bella. La spiaggia qua è pulita, però fortunatamente va bene. È bello, il mare è bello, caldo, sereno, soprattutto pulito. A Realmonte è iniziato il Grest diocesano promosso dal comune, coinvolti circa 100 giovani tra i 4 e i 14 anni. Vediamo. Ha preso via ieri a Realmonte il Grest diocesano sul tema In cammino verso l'amore, promosso dal comune della Scala dei Turchi, ispirato alla storia di Tobia, un ragazzo che durante il cammino troverà l'amore grazie all'aiuto dell'angelo Raffaele. Sono stati circa 100 i bambini in età compresa tra i 4 e i 14 anni che con le loro famiglie sono stati coinvolti nel programma di attività ludico-ricreative, preghiere, canti e balli, rappresentazioni teatrali, riflessioni e tanti momenti di giochi sotto l'attenta guida di Don Fabio Majorana. Grande soddisfazione esprime il sindaco Sabrino Lattuca per l'iniziativa che ha visto coinvolti tanti bambini, famiglie e l'intera comunità. Avremo la gioia di fare il Grest diocesano dal tema In cammino verso l'amore. È la storia di Tobia, è una storia che si trova nell'Antico Testamento, è la storia di un ragazzo che troverà durante il cammino l'amore e grazie all'aiuto di un angelo, l'angelo Raffaele. Abbiamo dato spazio ai ragazzi, ci saranno dei momenti particolari, inizieremo domani sera e faremo all'inizio un momento di preghiera con i canti, i balli, con l'inno diocesano, abbiamo creato anche un inno
diciamo, della parrocchia. Poi ci sarà una drammatizzazione che spiegherà il momento del Grest, il tema del Grest, e poi ecco, avremo un momento di 2 giochi e poi una condivisione. E sarà un momento di fraternità e di gioia, anche perché ci diamo la possibilità anche di stare insieme, e questo quest'anno lo facciamo proprio con la collaborazione del Comune, ed è una grande gioia stare insieme a Caricacina e vivere questo momento di grazia e di gioia. L'amministrazione comunale ha sempre promosso il Grest. Quest'anno, su suggerimento di Don Fabio, verrà svolto in modo diverso. Verrà fatto a Carricacina, nel contenitore Carricacina Grega, Grest sotto le stelle, in cammino verso l'amore, lo hanno chiamato Don Fabio e la parrocchia, ed è a tema rispetto a quello che dice ogni giorno questa amministrazione comunale, ossia che siamo nella direzione della bellezza, quindi abbiamo la possibilità di avere la catechesi, quella è stata pensata ogni sera, ma anche di avere i nonni, i genitori, insomma tutti quanti in piazza a fare vivere la piazza e a vivere momenti di grande condivisione. Io voglio citare una frase di Papa Francesco, dice che si devono creare i ponti e abbattere i muri, e io sono convinta che questo Grest pensato di sera sotto le stelle in piazza veramente crea ponti e abbatte muri, quindi grazie a Don Fabio e grazie alla parrocchia. Sport, un altro colpo mercato per l'Acragas Calcio, arriva un attaccante argentino. Carmelo Lentini. Arriva il secondo dei 3 argentini preannunciati dal DS Ernesto Russello. Dopo il difensore centrale Joan Manuel Barrera, classe 91, ecco l'esperto centrocampista Agustín Rodrigo Briones, classe 88, nato a Mar del Plata in Argentina. Si tratta di un colpo di mercato ad effetto che, per l'esperienza accumulata nei campionati professionisti argentini, potrà migliorare notevolmente la qualità della rosa biancazzurra che sta nascendo agli ordini del riconfermato Nicolò Terranova. Tra l'altro Briones è in possesso della doppia cittadinanza, sia argentina che italiana, pur giocando solamente nelle competizioni d'oltreoceano. Le sue caratteristiche sono quelle di giostrare davanti la difesa, un esperto interdittore con una visione di gioco abbastanza lineare. La sua ultima stagione è stata con il club del Deportivo Camioneros. Nel suo palmares comunque spiccano club argentini di una certa importanza. Briones è atteso ad Agrigento nei prossimi giorni per iniziare il ritiro precampionato con la sua nuova squadra. A proposito di inizio di preparazione, tutto inizierà allo stadio Esseneto a partire da lunedì prossimo, 1 agosto. Gli arrivi dovrebbero moltiplicarsi in questi ultimi giorni e sono davvero tanti i nomi che il DS Ernesto Russello sono sul suo taccuino in attesa di conferme. Ma l'attesa è rivolta a questo fine settimana, quando la Covisod ufficializzerà il lotto di squadre ammesse attraverso un ripescaggio al prossimo torneo di Serie D. L'Acragas è fuori dai giochi? Ce lo chiediamo un po' tutti. C'è qualche flebile speranza legata però a qualche forfait dell'ultimo minuto e ad alcune situazioni di illecito sportivo, ma a questo punto sarebbe opportuno puntare al campionato di eccellenza ed attendere possibili risvolti con maggiore serenità. Intanto la società ha ritenuto opportuno annullare la presentazione della nuova rosa di calciatori programmata per venerdì prossimo 29 luglio e rinviarla alla vigilia del primo incontro ufficiale di Coppa Italia di fine agosto.
Per quanto riguarda il calciomercato, si attende da un momento all'altro del trasferimento dalla D di un forte esterno d'attacco, una sorta di seconda punta che ama spaziare per tutto il fronte d'attacco. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.